Amici bellini, smaltita, insomma, si può chiamare delusione, ce l'aspettavamo, non in questi termini, ma insomma, la partita dell'Italia, debacle, messa da parte. Io vorrei ritornare a parlare di Napoli. Conte è tornato, dobbiamo capire la situazione degli infortunati e vorrei portarvi un po' sul campetto per un po' di ipotesi di formazione, che è la cosa che mi diverte di più. Cominciamo? Ci guardiamo insieme tutte le notizie, ci sono alcune cose che insomma si possono commentare. Do il benvenuto a Francesco Gambardella, vi chiedo un like generale. Se non avete visto il video di ieri sull'Italia, che ho fatto da telefonino, che ogni tanto lo sapete mi diverte anche, l'hype mandatelo di là, perché magari di là arrivano nuovi iscritti che magari seguendo l'Italia magari non entrano nell'algoritmo Napoli, insomma. Fate quello che volete, io vi ringrazio sempre. E passiamo alle cose nostre. Abbiamo saputo, insomma, che Conte è arrivato, ci sono cimici pazzeschi. Io c'ho un pallone qua, se mi vedete ogni tanto coi piedi, è perché c'ho un pallone che ogni tanto faccio i palleggi. Allora, è tornato Conte is back, urlando come un dannato, mentre la gente si aspetta, no, quello non torna nemmeno. E dai, fino a un certo punto, però smettiamola, e non la vogliono smettere. Comunque le cose vogliono che, se vi pigliamo anche il cavetto, leggiamo insieme, ci spostiamo di qua, è previsto il ritorno, tra l'altro ci sono altre partite di nazionale, è una sosta estremamente lunga, forse più lunga delle altre, o almeno così io la percepisco. Ancora la Slovacchia, contro lo Botka, contro la Germania, Lang che di solito non gioca mai, vediamo se uno Schwitz-Kuman va bene. Insomma, tanti auguri Beukema, 27 anni, non giovanissimo, anche lui dovrebbe essere pronto, ma se lì è ritornato Rachmani, è ritornato Buongiorno, è una le ultime cose a cui pensiamo. Iniziato da poco, ecco, Sky Sport va nello specifico, potrebbe essere Modugno, potrebbe essere Ugolini, insomma stanno con l'orecchio così vicino alle grate e alla rete di recensione, e dice: impressionante il tono di voce di Antonio Conte, inizia subito in modo deciso tentando di ristabilire l'equilibrio. Con Anghissa out non si esclude un cambio di modulo, ecco perché voglio divertirmi a farvi vedere delle ipotesi che non sappiamo ma che possiamo ipotizzare. Beretta ha bisogno di un altro mese, forse di più. Spinazzola sta meglio, Gilmour non dovrebbe farcela. Ecco, risolviamo questo che era un dubbio mio su Gilmour, perché l'avevamo visto convocato dalla Scozia, non lo so se l'hanno convocato, l'hanno valutato e l'hanno rimandato indietro, o se ancora con la loro nazionale però in tribuna perché non ce la fa, perché ho visto che non era in panchina nell'ultima partita, ma ci dicono che non dovrebbe fare. E questa è una cosa importante, perché al di là dell'11 iniziale sei anche costretto che non li puoi sostituire e si va di nuovo in sovraccarico. Questo è il problema principale, non è tanto ti manca uno che è panchinato, ti manca uno che, se non c'è Anghissà, poteva dividersi i minuti con un Elmas, con un McTominay. Quindi dobbiamo fare di necessità virtù. Cambio agente per Giuseppe Ambrosino, sarà Mario Giuffredi, il nuovo procuratore. Ma non ti bastava Pio Esposito? Tu c'hai Dio Esposito, non ti basta, no, devi pure tutti, proprio se li prende tutti. E chissà che questo possa cambiare le gerarchie. Ci siamo divertiti nel gruppo Telegram a scrivere se Ambrosino diventerà titolare inamovibile, non credo, però è bello che il Napoli 1, insomma, lo sappiamo, il vivaio è importante, almeno 1-2 giocatori con Vergara almeno ce li teniamo, che ce li cresciamo in casa. Poi se però non giocano mai gli blocchi anche la crescita. Sono scelte che uno deve fare, vediamo se questo cambio di procuratore porterà qualche novità oppure no. Tra l'altro anche su Højlund si era parlato, visto che è andato in tribuna, qualcuno ha parlato di attacco influenzale, capiremo in che stato di forma si trova, anche perché devi vedere, Lukaku non è ancora tornato, stanno tutti dicendo col ritorno di Lukaku si cambia modulo, e andremo a vedere queste cose. E un paio di giorni fa ci siamo scambiati questa schermata che porta un Neres sottopunta, che è più o meno quello che vi avevo cominciato ad accennare anche io. Poi lo vuoi chiamare 4-1-1, 4-4-1-1, il che significa aiuto, paura, tutti in difesa eccetera eccetera, ma lo puoi, questa stessa formazione. Eravamo, si dice bellini, tra virgolette, essere bellini, eravamo bellini.
con Elmas a sinistra, Politano a destra, Neres sotto punta, McTominay, Lobotka dietro, si può chiamare tranquillamente 4-2-3-1. Cioè non c'è proprio problema, e 4-2-3-1 già come nomenclatura ti gasa di più. Ma questa stessa formazione, vediamo Gutierrez, Buongiorno, Rachmani, Di Lorenzo in difesa, si può riorganizzare in vari modi. Questa formazione qua, benissimo, ci puoi mettere McTominay sotto punta e spostare Elmas, visto che Elmas, quando è venuto meno Lobotka, quando è venuto meno Gilmour, ha fatto Elmas il centrale proprio regista, anche con ottimi risultati. Elmas, lo sapete, mi piace di più esterno sinistro, ma già puoi mettere Elmas vicino Lobotka a scambiarsi un po' la regia, sposti Neres a sinistra che non ci piace, ma Conte lo utilizza anche lì, McTominay sotto punta che va ad aiutare la punta, già è strutturata in maniera, non è una rivoluzione pazzesca. Questa stessa formazione qua, ma tranquillamente può essere 4-3-3, Neres a sinistra, Elmas lo sposti a fare quello che faceva Anghissà, McTominay, Lobotka, Elmas, i tre di centrocampo. Quindi ci vogliamo divertire, vogliamo fare delle ipotesi, la vera rivoluzione sarebbe passare a 3 in difesa, e questo che la gente non ha capito, o meglio qualcuno dei raccontanti del calcio ci vuole, no, quel Napoli gioco col 3, col 9-1-1, vabbè, là vado in difficoltà, ma fortunatamente abbiamo il campetto e ci possiamo spostare, ed eravamo rimasti a questo. L'ultima ipotesi che io vi dissi: se il Napoli vuole decidere di blindare un po' di più la difesa, di ripartire da una situazione di attesa, di ripartenza, di pressione alta, di riconquista, senza tenere il dominio della palla, senza il possesso palla, che era la nuova idea di Conte, tu puoi fare benissimo una cosa del genere. Ovviamente all'epoca Anghissà non era ancora infortunato e dobbiamo abituarci all'idea di non avere Anghissà, quindi il ragazzo sparisce dal campetto, e in questo caso io mi ero giocato Rachmani, braccetto con Buongiorno centrale e addirittura Juan Jesus. Ma anche qua c'è un altro spunto che ci possiamo dare. Avevo messo Spinazzola sperando che possa ritornare, perché questa formazione qui, in questo momento però senza Anghissà, mettiamoci dentro un Elmas, questa formazione qui andrebbe a risolvere il sovraccarico, l'affaticamento, la poca brillantezza di un Di Lorenzo e di un Politano, che abbiamo visto in grandi difficoltà anche con la nazionale. Quindi questa era un'ipotesi assurda, assoluta, che però, visto come Neres aveva fatto bene anche da falso 9 contro l'Inter, visto che lui può fare un hold up and play con scambi di prima, Højlund va parte in profondità, ovviamente le mezze ali si possono inserire, Elmas, lo stesso McTominay, l'ampiezza che ti può dare un Gutierrez e uno Spinazzola, che possono mettere cross e possono occupare le fasce molto bene, non mi sembrava una cosa pazzesca. E qualcuno di voi me l'ha scritto, ha detto: no, sai che mi hai gasato con quella formazione. Si poteva fare. Altre possibilità: Olivera continua a giocare da centrale, da difensore centrale nella sua nazionale, e secondo me da braccetto potrebbe, non è il massimo, perché poi è chiaro con la nazionale è tutto un altro tipo di gioco, ma se Juan Jesus comunque alla sua età e non lo vuoi sovraccaricare, lì ti puoi giocare anche un Olivera in quella zona. Pure c'hai Beuke, ma quindi puoi spostare un Buongiorno con il suo mancino qua, puoi mettere Beuke ma in questa zona e giocarti Rachmani centrale. Insomma, le soluzioni per la difesa a 3 ci sono tutte e non c'è problema. Su Gutierrez io punto molto, portali come per esempio il Fantacalcio portano adesso Olivera titolare della fascia in questo momento. Non lo so se Conte ha intenzione di rimetterlo in circolo, o se Miguel ha aumentato, anche ha scalato le gerarchie e quindi lo preferisce. Dobbiamo mettere in teca i centrocampisti, perché con McTominay, Lobotka e Elmas abbiamo un Vergara da poterci giocare, oppure ti devi giocare tutta un'altra situazione giocando a 2, ritornando probabilmente alla situazione di difesa a 4 con Di Lorenzo, che la sua forma migliore la deve trovare giocando, perché uno di quelli. Un'altra cosa, adesso noi stiamo parlando di mercato, delle possibilità di andare sul mercato, non ci dimentichiamo le liste. Perché compri il Napoli, compri 5 centrocampisti, o te li compri giovanissimi e giocheranno poco, perché i giovanissimi giocano poco, oppure se vai a pigliare Goretzka, se vai a pigliare Kanté, perché ho letto anche di Goretzka e Kanté, il che ti dà quella percezione di giocatori con personalità, con leadership. Qualcuno se ne deve uscire. Non è che puoi togliere De Bruyne dalla lista. In qualche modo De Bruyne verso febbraio, speriamo, marzo tornerà e lo devi utilizzare nel finale del campionato. Quindi quello che può succedere è
togliendo Spinazzola e rimettendo Politano, perché quello è un wishful plan che non succederà mai, quello che puoi fare è sembra quasi che sai poco. Allora, purtroppo perderesti gli inserimenti di McTominay, ma McTominay il mediano lo ha fatto in carriera e lo può fare. Lobotka, McTominay, ti puoi giocare Elmas qua, oppure questo ragazzo che purtroppo è quello che anche con i rumor dell'insoddisfazione è protagonista su tutti i fronti, e puoi fare l'unico che ti potresti tenere in panchina come al solito è Elmas, e ti puoi giocare una situazione del genere, quindi giocando a due a centrocampo sei un po' più offensivo con Lang, Neres e Politano. Un Neres sotto Højlund secondo me può fare una bella riuscita, e lo dico giusto per avere la possibilità di tenere qualcuno in panchina, perché è sempre quello il problema: quando poi metti tutti i migliori in campo all'inizio, parti forte, se poi la devi ribaltare la partita non hai cambi migliorativi e diventa un problema. Ecco perché secondo me è più ipotizzabile che là in panchina rimane, che Neres viene adattato qua e in qualche modo si cerca di fare, specialmente con il recupero di Spinazzola, te lo puoi giocare sulla fascia, te lo puoi giocare un po' in tutte le zone del campo, e quindi non perdi quell'equilibrio di cui si parla sempre. Ma Spinazzola abbiamo visto che il lavoro del terzino lo fa, ma è efficace anche in attacco. Io non mi sento di perdere pericolosità in attacco se Spinazzola sta bene, anzi ti dà molte soluzioni. È arrivata l'ufficialità della panchina, ha giocato Gavet, vabbè, è panchina, lasciate il like, è panchina per Lang ufficiale, non avevo pochi dubbi. No, però questa la dovete leggere perché non è possibile. Dicono sempre il contrario di quello che hanno detto 2 ore prima. Leggete qua: Conte arrivando a Castelvolturno c'era mezza squadra. Conte arrivando a Castelvolturno c'era mezza squadra senza nazionale. Ma come scrivete queste cose? È stata una seduta di allenamento come sempre. Prima di mercoledì e giovedì è difficile immaginare una riunione vera e propria con lo spogliatoio al completo. Era abbastanza logico immaginarlo. L'approccio di Conte è stato morbido. Ma come avevate detto? Impressionante il tono di voce. Morbido e sereno, e rinviato tutto al momento in cui la squadra sarà quindi urlerà, ma dopo giovedì riavrà i calciatori tutti a disposizione e potrà dire ciò che vorrà. Bellissimo, Sky, thanks so much. I couldn't understand this, I couldn't even imagine it. E insomma, questo vi dicevo, da qua, panchina. Sono curioso di sapere, di vedere se Dumfries alla fine giocherà il derby, perché Koeman ha detto noi lo volevamo tenere con noi, dovrebbe avere un problema alla caviglia, abbiamo letto, però l'Inter se l'è richiamato. Cioè, perché De Laurentiis abbaia le nazionali, mentre poi Marotta fa i fatti suoi e si richiama la gente? Se Dumfries non gioca, vabbè, te lo sei richiamato per fare i tuoi controlli e va bene. Se Dumfries alla fine poi gioca, entra nella cosa così, fate quello che volete, e c'è una differenza di trattamento tra alcuni nazionali che sono costretti a partire e tu non puoi fare niente, e altri che invece vengono richiamati, e Koeman dice no, se lo sono richiamati, che possiamo fare? Allora possiamo fare noi squadre di club tenerceli? Non si capisce questa cosa qua. Siamo un controllino su Lobotka, ma non c'è dubbio. Vorrei vederla questa, perché stanno veramente giocando 3-4-3 con Lobotka che divide la regia con Duda. Ma Ančko è difensore, Ančko tutta fascia, secondo me. Obert del Cagliari che gioca sia tutta fascia che braccetto, Skriniar, Gjomber. Sono curioso, forse un giretto me lo faccio a vedere questa roba qua. E tra l'altro, se non sbaglio, potrebbe anche essere una delle nostre avversarie a livello di Italia, a livello di playoff, ma quello verrà stabilito giovedì. E quindi tant'è, quest'è. Se avete altre notizie me le potete far sapere nei commenti. Io vi ringrazio, vi bacio, vi abbraccio, vi voglio bene, e per tutto, perché alle volte pure quando non c'è niente, voi che cliccate su una copertina e vi cominciate a vedere un video, per me ogni volta è come se fosse un miracolo, anche quando magari riguarda l'Italia e altre cose. I'm very grateful for you. Poi visto che si è fatto male anche Diao, oltre a molti altri, quindi Fabregas, Macellaio, eccetera eccetera, vorrò fare un approfondimento anche su tutti gli infortunati di tutta Europa. Vediamo se trovo il tempo, vorrei farlo approfondito per capire, perché potrebbero esserci errori fatti dai fisioterapisti, dalle preparatori atletici sicuramente, ma potrebbe essere anche tanta sfiga,
piacciono tutti, come la grande mela